Questa storia parte in realtà molto prima, parte da Venezia, dalla Venezia dei signori che acquisivano delle case per andare a caccia, per avere i loro ospiti, per sfuggire dalla Venezia caldissima delle estati, per poi ritornare e fare il ritorno in ottobre. Ma è soprattutto la storia della Prima Guerra Mondiale, perché da quando in quelle disgraziatissimi 11 mesi l'Austria diventò padrona usurpatrice di questi terreni, di questi territori, queste zone diventarono improvvisamente con un senso solo bellico e quindi anche un posto come questo diviene comando austriaco non perché era bello, ma perché era ideale dal punto di vista della strategia militare, avere una visione dello scenario di guerra nelle immediate prossimità del Piave. Qui siamo a 11 km esatti dal Piave ed è qui che il comando austriaco sorse per avere un punto di sparo drammaticamente efficace, dove a vista sulla prima linea del Piave si poteva traguardare il colle di Susegana con la linea dell'orizzonte e proprio lì esisteva Ponte di Piave, Ponte della Prigula, chiedo scusa. Ponte della Prigula dove erano attestate le nostre truppe e dove più volte tentavano di ritornare da questa parte e di riconquistare i territori perduti. Qui c'era un cannone, vediamo tutte le tracce della presenza di questo cannone che su una guida, una specie di rotaie, di fatto puntava e drammaticamente colpiva e batteva quotidianamente le prime linee, ma non veniva mai individuato, perché il fumo che pure metteva la canna veniva smorzato dal bosco sovrastante e quindi i nostri piloti, che avevano una supremazia aerea effettivamente, pur essendo le truppe attestate al di là del Piave, l'incursione dell'aeronautica nostra, diciamo, dei nostri piloti era quotidiana, come si legge anche dalle memorie. Cito l'esempio di un libro di Bianca Celotti che descrive molto bene queste incursioni italiane. E però un cannone posto in un bosco era drammaticamente efficace e non veniva localizzato. Più volte i piloti provarono a farlo, anche Pagliano e Gori, ma pagarono con la vita questi tentativi. Qui il comando austriaco aveva quindi una visibilità totale della zona, riusciva a seguire i movimenti delle truppe e riusciva a centrare sistematicamente e scoraggiare ogni tentativo di ritornare da questa parte, da parte delle nostre truppe. Questo martellamento durò 11 mesi, alla fine dei quali questo non fu più comando austriaco e ritornò al legittimo proprietario, che era una famiglia veneziana